Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, batta napoletano. Come state? Oggi spero tutto bene. Allora, in questo video andremo a fare, vi andrò a citare dei vari nomi che alcune squadre stanno pensando per la prossima stagione, per gli acquisti per la prossima stagione, per la prossima estate 2026. Tra l'altro estate 2026 per me, se mi ha già fatto prima, per me sarà tossissima l'estate 2026, perché tra calciomercato, tra se l'Italia va al mondiale, tra esame che devo fare di terza media, perché se l'Italia va al mondiale tutto il mese di giugno sarà occupato, tutto il mese di giugno e probabilmente anche forse anche il mese di luglio dovrò cioè solo giugno, per me giugno dovrò studiare per l'esame, seguire la sera il mondiale, metti caso la sera prima c'erano 3-4 pulpette, quindi vanno all'esame tutto fastidiato, annaccia, più il calciomercato, non me lo so dire. Vabbè, io direi di partire subito. Allora, partiamo da Carlos Augusto. Allora, Carlos Augusto ha delle proposte sia in Serie A, in Spagna ed alcune squadre in Premier League. Perché? Perché lui vuole più minutaggio, vuole essere un po' più protagonista nel progetto Inter, nel progetto di Christian Chivu rispetto a quanto ne è ora. Certo, si sta trattando pure col rinnovo, però il rinnovo è un po' in ballo, è un po' fermo, perché appunto come ho detto prima, Carlos Augusto se non vede che nelle prossime settimane non riesce ad avere più spazio in questo Inter, pensa di andare a fine stagione. Poi PSG e Barcellona sono su Marcus Rashford, cioè PSG e Milan, ma anche il Barcellona, volendo, sono su Marcus Rashford che attualmente gioca al Barcellona, in prestito dal Manchester United. Il Barcellona si è un po' fermato sulle trattative per l'acquisto di Rashford per i vari buchi finanziari che ha. Invece il PSG e Milan, che sono società un po' più Milan no, come dice pure stanno poco chi ne debito, però vabbè, magari rispetto a Barcellona sicuramente è una situazione più meno grave, però si sta lavorando per l'arrivo l'arrivo di Rashford o a Milano in Francia. Io in questo momento vedo più il PSG è su Marcus Rashford che può acquistarlo a fine stagione. Vabbè, il Torino è su pensa a Tommaso Barberi della Cremonese, avevano avviato i primi contatti. La Lazio invece su Burunk, spero che si dice così, del Galatasaray, che non sta dando quanto doveva dare. Inter su Joao Cancelo della Lilan, tra l'altro che è stato messo fuori rosa in lista di trasferimenti perché ha litigato con Inzaghi e quindi è stato messo fuori rosa. E ha litigato anche con la società. Un attimo solo qua giù. Eccomi qua giù, ero un attimo, avevano un attimo chiamato, quindi ho dovuto un attimo. Vabbè. Poi Kostic dalla Juventus prova al 95% non rinnova con la Juventus. Poi Manchester United ha rinnovato Kobe Menu fino al 2031. Juve su Spinazzola, che non mi ricordo se ve l'ho già detta questa notizia, però si stanno aumentando i contatti
tra le due parti. Se il Napoli non riesce a trovare il rinnovo, Spinazzola potrebbe ritornare alla sua ex squadra. Poi Napoli su Moise Kean avviato i primi contatti con la Fiorentina. Ricordo che già quest'anno sono arrivate delle varie news su, cioè anche in estate sono arrivate varie news sul Napoli e Moise Kean, però niente di che. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vabbè, sì, vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football, il canale WhatsApp Mondo del Calcio. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ciao, a giù!